Una bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, è meglio che ti prepari. Perché quello che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente, di quelli che fanno battere il cuore più forte. E come sempre, il nostro impegno è portarti le notizie più fresche, con la credibilità e la passione che solo chi vive davvero il Napoli può comprendere. Ma prima di svelarti questa novità da togliere il fiato, lascia subito un like al canale. Iscriviti e attiva la campanella, perché da un momento all'altro potrebbe arrivare una svolta clamorosa. E oggi, il clima nei retroscena del Napoli è carico di tensione ed entusiasmo. Qualcosa di grande si sta preparando, qualcosa che potrebbe sorprendere persino i più scettici. E adesso, scoprirai tutto. Il giornalista Walter De Maggio, durante la trasmissione Radio Gol su Kiss Kiss Napoli, ha rivelato uno scenario che potrebbe rivoluzionare completamente la composizione del centrocampo azzurro. Il Napoli sarebbe vicino a chiudere non uno, ma due colpi a centrocampo. Fabio Miretti dalla Juventus e Yunus Musa dal Milan. Una coppia che piace moltissimo ad Antonio Conte e Giovanni Manna, che vedono nei due giovani profili l'energia e la versatilità necessarie per la rifondazione tecnica del club. Miretti sembra sempre più vicino all'accordo, con un possibile arrivo previsto entro metà agosto, mentre Musa, già oggetto di un'offerta importante da parte del Napoli, potrebbe tornare in cima alla lista se le trattative avanzassero concretamente. Ma per fare spazio a questi arrivi, un nome importante potrebbe dover salutare. Secondo De Maggio, il sacrificato in questa strategia sarebbe Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, protagonista delle ultime stagioni, sarebbe vicino all'addio. Non solo per motivi tecnici, ma anche per la sua assenza annunciata durante la Coppa d'Africa, che lo terrebbe lontano nel periodo cruciale della Serie A e della Champions League a inizio 2026. La sua cessione libererebbe spazio sia nel monte ingaggi che nella rosa, facilitando così gli arrivi di Miretti e Musa. Due giocatori con caratteristiche differenti ma perfettamente complementari. L'obiettivo, quindi, non è solo ringiovanire, ma anche dare al centrocampo di Conte profondità, ritmo e intelligenza tattica per affrontare al meglio l'intera stagione. Se tutto andrà secondo i piani, il centrocampo del Napoli sarà uno dei più rinnovati e promettenti d'Italia. E ora vogliamo sapere la tua opinione, tifoso azzurro. Sei d'accordo con la partenza di Anguissa per fare spazio a Miretti e Musa? Pensi che questa rivoluzione a centrocampo sia la strada giusta per il progetto di Antonio Conte? Oppure preferiresti mantenere l'esperienza di Anguissa e puntare su un solo rinforzo mirato? Scrivilo nei commenti qui sotto, la tua opinione conta tantissimo in questo momento di grandi decisioni. E ovviamente, un super grazie a tutti voi che ci seguite, mettete like, commentate e vivete intensamente questa passione che si chiama Napoli. Restate connessi, perché il mercato è infuocato, e la prossima bomba potrebbe esplodere da un momento all'altro. Alla prossima, e forza Napoli, sempre!